Siamo con il sindaco di Naro, l'abbiamo raggiunto telefonicamente, ecco, per spiegarci questa notizia del dissesto a Naro. Com'è la situazione, sindaco? Intanto, quando si danno queste notizie, dobbiamo dire anche lo stato d'animo, che è uno stato d'animo di grande dispiacere e di grande dolore, perché credo che nessun amministratore abbia piacere di proclamare il dissesto nella propria città. Devo dire che ci abbiamo messo anche un po' di tempo per poterlo fare, perché speravamo in un piano di riequilibrio che non abbiamo potuto attuare. Abbiamo inizialmente perso anche tanto tempo perché appena insediati c'è stato un blackout, una perdita dei dati perché non si era fatto il backup, dati finanziari che abbiamo dovuto ricostruire tutti manualmente. E c'è stato anche un problema di non conoscenza precisa di quanto ammontano i debiti del comune, perché dal 2015 con l'armonizzazione si dovevano mettere le fatture in piattaforma, le fatture elettroniche in piattaforma, cosa che non era stata fatta. Quindi ho torto collo. Abbiamo preferito non continuare a mettere la polvere sotto il tappeto, far emergere il disavanzo che è anche cospicuo, e quindi insomma scegliere la strada più dolorosa, ma credo quella che possa dare invece una prospettiva di futuro a questa città, con fatica, perché da questo momento, appena accetterà il Ministero, non potrebbe non farlo, appena sarà dichiarato ufficialmente il dissesto dal Ministero, arriverà una commissione ministeriale che si occuperà del passato e quindi creare la massa passiva e pagare i debiti pregressi, mentre l'amministrazione si attiva, quindi da me presieduta, si occuperà di programmare, sebbene tutelati e tutorati dal Ministero, il progresso possibile per questa città. Quindi le devo dire che nonostante tutto abbiamo messo un punto fermo, e adesso insomma la strada è in salita, però cercheremo di farcela con la comprensione di tutti. Io ho fatto anche un appello al Consiglio Comunale nella sua interezza. Questo è un momento di grande difficoltà, ma sono certa che da parte di tutti ci sarà, ci sarà la volontà, insomma, di venirsi incontro l'un con l'altro, come nelle famiglie quando c'è un momento di grande difficoltà. Sindaco, oltre 5 milioni di debiti, ecco, un comune piccolo come Naro come può arrivare? No, non sono 5 milioni di debiti, sono 5 milioni di disavanzo, ed è una cosa completamente diversa. Se lei mi dice i debiti in questo momento a quanto ammontano, io mi devo rifare alla cifra di 467 mila euro, così come fatta nel consuntivo 2019. So che sono molti di più, ma questo dato non lo so. Quello che le posso dire, ma non è per me una cosa insomma gioiosa, in questi anni miei di amministrazione, insomma, siamo stati molto fermi anche a causa della pandemia, quindi mi dispiace dirlo, anche perché tutte le amministrazioni sono in continuità. Mi dispiace dirlo, è un dissesto che viene da lontano. Sindaco, una notizia anche positiva, guardiamo al concorso dei borghi più votati, Naro è, diciamo, piazzata benissimo, lei ha anche un appello a fare un ulteriore sforzo? Beh sì, quello assolutamente sì, e lì insomma c'è l'orgoglio di noi naresi ovunque ci troviamo, di votare per il Borgo di Naro, ma devo dire anche l'orgoglio degli agrigentini, dei siciliani, di tutti coloro i quali, passando per Naro, ne hanno apprezzato le bellezze, e quindi chiediamo un voto per farlo arrivare insomma nelle vette altissime di questa speciale graduatoria. Quali sono i benefici che il Comune ne attrarrà da questa iniziativa? Da un punto di vista della comunicazione, senz'altro, insomma, questo senz'altro. E poi appaiato con tutto quello che metteremo in campo, anche grazie al PNRR, come dire, limite della burocrazia permettendo, perché come lei sa tutti i comuni siamo veramente quasi a zero rispetto alla burocrazia, parteciperemo a tanti bandi per cercare di mantenere quantomeno la bellezza di ciò che c'è stato, che abbiamo ereditato dal passato, quello sì, e poter progettare qualche cosa insomma più moderna per il futuro.